Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Nel pomeriggio di oggi, lunedì 18 dicembre, è stato udito chiaramente un forte boato, in particolare a Venezia e Mestre. Sono letteralmente tremati i vetri e anche i muri di molte abitazioni. Numerose le persone preoccupate che hanno tempestato di telefonate ai centralini dei vigili del fuoco. A riguardo, la centrale operativa della Polizia Locale di Venezia informa, in una nota ufficiale, che proprio in merito al forte boato percepito questo pomeriggio in più parti della città, organi di controllo aereo confermano che la causa è da ricondursi a un'attività di esercitazione, in particolare al passaggio di un velivolo militare che ha provocato il cosiddetto bang supersonico. La politica ora. Dopo la puntata di Report, trasmissione andata in onda ieri su Rai 3, il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, è intervenuto con una nota. Per l'ennesima volta sono chiamato a rispondere dei miei presunti conflitti di interesse. Voglio ricordare ancora una volta che, per quanto riguarda i terreni dei Pili, in oltre 8 anni della mia amministrazione non c'è un singolo atto del Consiglio Comunale o della Giunta che abbia modificato capacità edificatorie o destinazioni urbanistiche, vigenti già dal 1999. Il resto, dice Brugnaro, sono solo supposizioni e teoremi che ritengo di mera strumentalizzazione politica. Potete leggere la nota integrale del sindaco di Venezia nel nostro sito notizieplus.it. In merito alla stessa trasmissione televisiva Report, è intervenuta anche la deputata PD Rachele Scarpa, la quale ha dichiarato questo prima dell'uscita delle predette dichiarazioni del sindaco di Venezia. Il sindaco Brugnaro, in campagna elettorale, aveva garantito che non avrebbe fatto nulla sui suoi terreni, evitando di essere in conflitto di interesse, salvo poi trattare direttamente col magnate cinese per la vendita dei Pili e la realizzazione degli stessi progetti di edificazione e del palazzetto dello sport. La magistratura farà il suo corso e accerterà eventuali reati. Quello che già è evidente è che il sindaco Brugnaro deve fare chiarezza subito, perché il suo comportamento è politicamente inaccettabile e irrispettoso. Parliamo ora di sanità. Dal fine settimana scorso le linee telefoniche della sede distrettuale dell'ULSS 3 del Lido di Venezia sono inutilizzabili. L'interruzione dei collegamenti è conseguenza di un guasto alle linee telefoniche causato in un cantiere esterno al padiglione Rossi. Il gestore telefonico, rende noto l'azienda sanitaria veneziana, ha comunicato che sta compiendo le complesse operazioni di ripristino. Fino alla risoluzione del problema, però, non è possibile contattare telefonicamente i vari servizi che risultano isolati quanto alla comunicazione in voce. Sono al momento funzionanti i collegamenti dati. La direzione del distretto sanitario, si legge sempre nella nota, sta monitorando l'evolvere della situazione nel cantiere esterno e sta sollecitando costantemente le operazioni di ripristino. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.